Amici bellini, è stato il Cagliuste Day, è arrivato, subito si è allenato, si è fatto vedere, e però la cosa forse più importante è che ADL ha parlato e ha ribadito delle cose su Osimhen. Cominciamo! Allora, amici bellini, benvenuto Saved Manuals, perché giustamente se tu stai costruendo qualcosa, conservati il manuale perché poi puoi tornare, è importantissimo. Lasciate i like! Quanto siete belli, state veramente seguendo alla grande. Devo dare il benvenuto a molti nuovi iscritti che non mi escono tutti no, ma veramente benvenuti nella famiglia, vi abbraccio, vi abbraccio forte, e ovviamente una comunicazione ufficiale per tutti gli abbonati del canale. Qualcuno nuovo mi scrivesse @Valerio Fluido su Telegram, così vi posso aggiungere al gruppo ufficiale, insomma, dedicato agli abbonati, che poi parteciperà e potrà partecipare anche al Fantacalcio tra di noi. Ci sarà da divertirsi perché sono pochi i primi slot, ci sono pochi campioni proprio in Serie A, però ci sono dei giocatori che potrebbero far bene come Cagliuste. Allora andiamo a vedere con un Abrabam tattico cosa è successo oggi. Prima di farvi sentire le parole di ADL, per fortuna i miei abbonati, e anche questo è il bello dell'essere abbonato, che le notizie arrivano prima, che ne parliamo tra di noi e che non perdiamo, siamo sempre sul pezzo proprio per questo, perché gli abbonati fanno un lavoro straordinario. E quello che non mi arriva, perché per esempio i tifosi all'estero Sky non si può fare, e loro mi riportano e io sono pronto a parlarne. Cagliuste presenta questa maglia numero 24, attenzione, ha il numero 8 sul pantaloncino, ma noi sappiamo che i numeri sul pantaloncino sono sempre random, cambiano in continuazione, ognuno prende quello che vuole. Se non sbaglio Kvara teneva il 27 per un periodo, non lo so. Comunque quelli sul pantaloncino non contano niente, dobbiamo aspettare l'ufficialità dei numeri di maglia di tutta la rosa. Però questo 24 potrebbe significare, avevo pensato, guarda, che potrebbe essere anche semplicemente il suo compleanno, perché oggi 10 agosto compleanno di Cagliuste, che fa proprio 24 anni. Allora ho pensato, questo è il Lombardo che si diverte e dà in pasto la numero 24 ai tifosi. Lo sapete, la numero 24 cosa ci ricorda? Ci ricorda Lorenzo Insigne, al quale facciamo gli auguri di buon onomastico, perché oggi 10 agosto è San Lorenzo, e quindi proprio la 24 mi immaginavo il Lombardo sghignazzare e pensare, sai come Manfredo, Lorenzo subito hanno cagnato per un Cagliuste qualsiasi, si sono presi la maglia numero 24 di Lorenzo Insigne. Sono io malpensante ovviamente, ma la 24 è diventata ufficiale, perché mentre pensavo, mo faccio il video dove smentisco tutti, guarda che Leo compleanno non è detto che sia effettivamente la maglia sua, il Napoli non si fa attendere e su Twitter il nostro nuovo 24. E il modo anche in cui lo dicono mi sa di non lo so, non voglio fare polemiche, però mi sa di frecciatina a Insigne, non lo so, mi dà questa impressione qua. E anche una serie di riflessioni, sempre unendo i puntini, no? Visto che con qualcuno della vecchia guardia della Rentis è sempre stato un pochino severo, non lo so, mi sembra una cosa del genere. Comunque sia, il ragazzo si è presentato, io ho visto ulteriori immagini, e quello che mi viene da dire è che sì, è destro di piede, tira i rigori di destro, penso che abbia fatto anche un gol col sinistro, ma al di là del gol, che non ha importanza, mi piace come conduce la palla col sinistro. Non se la deve portare avanti per forza col suo piede preferito, condurre la palla col tuo piede debole significa che hai tecnica, significa che ci hai lavorato, che hai talento, e quindi molto bene. Ho notato dai commenti, insomma, la community, c'è hype per questo ragazzo. Se avevamo un pochino di perplessità su Nathan, o almeno io ho un po' di perplessità su Nathan, nel senso che credo che il ragazzo si debba sgrezzare, che debba capire tutta una serie di cose. Lo vedo un po' irruento negli allenamenti, va bello tosto, il che va bene, però
attenzione al campionato italiano, e quindi magari un Nathan parte leggermente dietro quello con più esperienza, Juan Jesus, quello con più... non lo so se Ostigard ha più colpo di testa di Nathan, onestamente, lo dobbiamo vedere, però me lo immagino un po' dietro nelle gerarchie. Dobbiamo capire Garcia anche come la pensa. Per quanto riguarda Cajuste, il mio auspicio è che questo ragazzo possa essere forte abbastanza da far giocare bene Anguissa. La mia riflessione è questa, perché se è vero che l'anno scorso Anguissa ha cominciato benissimo e poi ogni tanto le scarpe slacciate, ogni tanto a piedi nudi, in ciabatte, perché si è anche gestito, si sarà reso conto che nel campionato italiano lui è talmente dominante, e non avendo nessuno alle spalle, perché Ndombele non gli ha mai in realtà messo in pericolo la titolarità, allora si è anche forse un po' gestito. Questa è una sensazione mia, sono solo le intuizioni solite. Se questo ragazzo invece in allenamento si comporta bene, se Garcia ci dimostra di variare un pochino di più gli 11 titolari, potrebbe spingere Anguissa, che poi sarà un leader con Garcia, non c'è dubbio, a dare il massimo. E nelle prime uscite in allenamento io ho visto un Anguissa veramente sul pezzo, cioè quasi impegnarsi di più in allenamento contro i suoi compagni che non nelle partite ufficiali che abbiamo visto nella seconda parte del campionato l'anno scorso. Quindi bene che ci sia una panchina, questo è importante, che ci sia una panchina che metta sempre quella tensione positiva, quella competitività a quelli che sono più titolari, perché così tutti sul pezzo e si allenano anche meglio. Quindi bene Cajuste. Ovviamente si continua a parlare di Veiga. Io anche lì ho visto molte più immagini adesso, perché dopo averne parlato abbiamo fatto il video di confronto con Koopmeiners e con Zielinski. Benissimo, è un colpo, ovviamente è un colpo alla Napoli, è un colpo alla Fabian, nel senso che è uno di quei giocatori, Cajuste, Nathan, bene per gli addetti ai lavori, ma non è sulla bocca di tutti i grandi club europei. Sicuramente lo hanno valutato, ma il Napoli non credo abbia avuto tutta questa concorrenza. Mentre per Veiga la concorrenza c'è, ed è un giocatore che è stato osservato da tutti, perché si vede, perché ha proprio le carte in regola per diventare un top, per diventare un crack. Quindi operazione alla Fabian, perché anche Fabian era così: paghi la clausola, te lo prendi in età giovane, ti cresce in casa, fai il salto di qualità e poi lo puoi anche piazzare, nel frattempo l'hai sfruttato. Quindi per me Veiga molto bene se viene, assolutamente, ma vi dico la verità, ho riguardato un video di Elmas, un po' di skills di quest'anno, solo di quelle di quest'anno, e onestamente quello che mi colpisce di Elmas è il work rate. Voi dovete andarlo a vedere questo video, oltre ai gol, alle capacità di dribbling, i passaggi e la qualità, e quando si butta in scivolata, e quando recupera in difesa, e quando sta in marcatura e contrasta a centrocampo, è tutto questo che rende in questo momento per me Elmas preferito a Veiga in questo momento per partire titolare nel centrocampo a 3 del Napoli. Elmas, Lobotka, Anguissa in questo momento. È chiaro che Veiga ha una qualità impressionante, ha una facilità di tiro. Ricordate Zemaili? Non era un grande centrocampista Zemaili, ma aveva un tiro incredibile. La capacità di tiro di Veiga è veramente interessante ed è anche giovanissimo. Se Veiga riesce ad unire questo suo talento alla capacità e alla voglia di lavorare per la squadra, abbiamo un crack. Quindi io sposo questo acquisto. Lo so, Koopmeiners sarebbe stato più pronto, già fatto, però se il Napoli riesce a piazzare questo acquisto è un grandissimo colpo. Contemporaneamente vi dico, se non parte Zielinski, che continua ad allenarsi regolarmente, non credo che il Napoli possa affondare questo colpo. Capiamoci su questo, quindi aspettiamo nuove notizie. E per quanto riguarda De Laurentiis, io ringrazio i miei amici abbonati e vi faccio sentire un paio di cose. Straordinario, dove tutti devono onorare la maglia, si devono impegnare, e io sono sicuro che da lunedì a Castelvolturno si lavorerà in maniera soda e dura, proprio con gli 11 più le eventuali 5 sostituzioni che dovessero servire al nostro allenatore per la prima di campionato. Quindi De Laurentiis si augura che da lunedì già si cominci a preparare la partita col Frosinone. Ovviamente domani si va in campo, quindi ci sarà un amichevole. C'è il dubbio che potrebbe non andare in campo la squadra titolare per evitare infortuni.
assolutamente potrebbe non andare in campo, perché poi non puoi rischiare l'infortunio. Io non credo che questa squadra, penso che ci saranno degli accordi importanti, facciamo una sgambata, dobbiamo andare in forma, ma non deve essere partita vera come lo è stata contro l'Augsburgo. Quindi piano piano, perché poi chi sta recuperando, chi deve entrare in forma, non rischiamo altri infortuni. A proposito di infortuni, registriamo che il Napoli affianca al preparatore atletico Rongoni anche il preparatore atletico Manuel De Maria, che aveva già lavorato con Garcia anche in Arabia Saudita, e quindi per tenere un occhio in più. Questa è una cosa che mi sta piacendo del Napoli, un occhio in più, cioè a allargare quelle che sono le maglie di una società snellissima. Tutti quanti parlano della società snella veloce. Snella non significa necessariamente veloce, se mi chiedete il mio parere, perché se poi deve fare tutto uno, nel caso De Laurentiis deve fare tutto lui, la società non è veloce, è più lenta. Potrebbe essere sicuramente più precisa nelle cose, perché troppi galli a cantare non schiara mai la messa, si diceva, e va benissimo, e ognuno poi si prende le sue responsabilità. Se c'è un uomo solo al comando si prende lui tutte le responsabilità, però ci sono alcune cose che puoi delegare, e quindi avere un occhio in più, un consiglio in più non è male. Sotto questo punto di vista registriamo anche l'arrivo di Sinicropi, o di Sinicopri come qualcuno lo sta chiamando, che noi sappiamo essere il compagno di Valentina De Laurentiis. Sappiamo anche che ha lavorato con Polito nel Bari, ha affiancato con il ruolo di team manager. In questo caso il Napoli dà il benvenuto nell'organigramma ad Antonio Sinicropi, qualcuno lo chiama così, non lo so, dobbiamo sapere, abbiamo saputo che si chiama Caio, dalla sua Caio. La società sportiva Calcio Napoli è lieta di comunicare che a partire dalla data odierna Antonio Sinicropi rivestirà la carica di club manager della prima squadra. Club manager, attenzione, Sinicropi, in passato calciatore professionista per diversi anni, ha recentemente ottenuto l'abilitazione a Coverciano come direttore sportivo e ha partecipato ai principali progetti aziendali degli ultimi mesi di concerto con il presidente. Progetti aziendali. Sinicropi aveva un ruolo strategico di raccordo fra area sportiva e area aziendale, lavorando a stretto contatto con la proprietà e con la di Chiavelli. Ad Antonio vanno i migliori auguri del presidente De Laurentiis per questa nuova avventura professionale. Ora voi potete pensare, vabbè, ha messo Gen, il compagno della figlia, a lavorare, va benissimo. Io non lo so, nel senso, non so, le competenze poi le vedremo col passare del tempo. Io dico che una figura in più non guasta. A me piace se c'è una figura in più. Ovviamente non credo che possa fare danni. Ovviamente dobbiamo considerare club manager di raccordo tra Chiavelli, ADL e la squadra, perché c'è già un team manager che è Santoro, che è stata una figura secondo me molto importante l'anno scorso. Quindi aggiungere un'altra figura, bene, anche se non è un nome esaltante, un nome altisonante, un ex giocatore. Lui è un ex giocatore, ma non è un nome che tu dici si fermano gli orologi, attenzione, Del Piero, Maldini, tutte le TV, Paramount Plus che si esalta. Arriva Sinicropi, bene, insomma, ma non dovrà essere questo la sua figura. Quella figura all'Hub De Laurentiis non la ama e non la aggiunge. De Laurentiis che dice anche dell'altro per quanto riguarda ovviamente Osimhen, che è questo qua. Osimhen resta. Scusa, ha un contratto per altri 2 anni, dove dovrebbe andare secondo te? Esistono dei contratti e i contratti sono sempre da rispettare da entrambe le parti, perché i contratti sono un rapporto bilaterale. Allora, finché la bilateralità c'è e non pende mai tutto da una parte o dall'altra, si va sempre d'amore e d'accordo, e con Osimhen la bilateralità c'è dal primo momento, quindi state sereni e state tranquilli. Va bene, noi stiamo sereni e stiamo tranquilli. Non capisco cosa intende il presidente quando parla di bilateralità. Cioè, l'unica bilateralità tra il contratto col Napoli e così è che tu lo paghi e lui di concerto gioca per te. Cioè, questa è la bilateralità. Cioè, io l'ho sempre pagato e lui ha sempre giocato. Non c'è altro da dire in un contratto tra un calciatore e una società. De Laurentiis, insomma, sembra mettere una pietra su quelle che sono le voci della rabbia per Osimhen si è allenato regolarmente oggi. L'unico problema potrebbe rappresentare
la sostituzione di Osimhen, anche se ti danno i 200 milioni di cui si parla, poi una volta sentiamo 160 hanno alzato, poi un'altra volta sentiamo ma quelli non sono arrivati a stento a 100 milioni, tutti i soldi li vogliono dare al ragazzo. Non lo sappiamo per bene, ognuno dice la sua un po' inventandosela onestamente. L'unico pericolo è che tu poi cedi a mercato chiuso o quando i giochi sono ormai fatti. Visto che in Arabia Saudita possono continuare a fare mercato fino al 20 settembre, devi stare attento a questo, però a quel punto sta a te. Se De Laurentiis ha detto così non può più rispondere ma io non posso trattenere i ragazzi che non hanno la napoletanità nel sangue, non lo può più dire. A questo punto tocca a lui. Osimhen può anche non rinnovare, può anche non andare all'adeguamento del contratto con la nuova clausola, ce l'hai fino al 2025, ci pensi poi l'anno prossimo, ci puoi pensare a gennaio, lo puoi fare durante l'anno a seconda delle sue prestazioni, ma dobbiamo stare sereni e tranquilli che oramai al 10 agosto è difficile poi anche imbastire una trattativa per un attaccante che possa sostituire Osimhen, quindi io mi comincio a tranquillizzare onestamente. Sta ad ADL e non può rischiare poi di rimanere appeso con tanta liquidità che ti danno, però io non credo che lui stia puntando i piedi, ve lo ripeto, ve l'ho detto già prima, sì, è chiaro che ci pensi, perché se ti offrono 50 milioni all'anno, quante te ne offrono? 40, è normale che ci pensi, però non credo che rimanere per lui sia un'opzione altrettanto valida, dimostrare a se stesso che è il più grande e che può essere un obiettivo per i club di Premier League e non per l'Arabia Saudita, quindi sotto questo punto di vista sono abbastanza tranquillo. Ragazzi, da New York, Valerio Fluido è tutto, io vi abbraccio, vi bacio, controllo. Vedi, gli amici Bellini mi hanno confidato anche che Nathan ha preso la 3 di Kim, è importante. D'altra parte lui nasce terzino sinistro, si adatta, la 3 è perfetta. Quindi ci siamo, ve la faccio vedere. Vedete, è ufficiale, lo posta il Napoli proprio, quindi Nathan con la 3 e Cagliuste con la 24, numero di Kim e numero di Insigne. E i ragazzi la personalità già la dimostrano così, dai, ci piace. I like! Lasciare di una vita